Mi sono venuta stamattina a buon'ora per venire a mio marito, mi ho offeso perché questi non sono scherzi da fare, è proprio una roba che fa schifo veramente, guarda, fa piangere, anche se non si... Scusami, ma mi fa un dispiacere vedere queste robe qua. Dolore, indignazione, incredulità di fronte agli atti vandalici che hanno preso di mira il cimitero di Badoere. Ignoti hanno dato fuoco ad alcuni loculi in 3 diversi punti del Camposanto. Le fiamme, appiccate a fiori di plastica, vasi o lumini, hanno danneggiato le lapidi, annerito le foto, lasciando fuligine e cenere anche sulle sepolture vicine. C'è molta gente al cimitero, si è appena celebrato un funerale ed è un'intera comunità che si sente ferita da questo oltraggio alla memoria dei defunti, alla sacralità di un luogo dove ci si reca per mantenere un legame con i propri cari che non ci sono più, per sentirli ancora vicini. Vedere devastata la tomba di un familiare è una pugnalata al cuore. È mio suocero questo, sì, mi ha avvisato una mia amica che era qua e sono venuta qua e era tutto quanto colato, tutto nero dappertutto. Poi stamattina, dopo che hanno fatto un sopralluogo i vigili, sono venuta a pulire e tirato via tutto. Insomma, non avevano altro da fare. Quella dove c'è mia suocera, hanno incendiato quella sotto, no? Si capisce, non so cosa. C'è il vaso, i fiori. Cosa vuole? Ma sono proprio vandali, vero? Non si sa chi è stato perché nessuno l'ha visto, è vero Antonella? Una roba che fa male. Fa male sì, perché a me hanno rubato ancora fiori sulla tomba, sulla casetta là dove c'è mio figlio, ma dico, ma fa ste robe così, non si può, non è accettabile, vero? E proprio resti male. Oltre ai loculi dati alle fiamme, i vandali se la sono presa anche con una sepoltura a terra. Una croce è stata spaccata, buttata giù probabilmente con un calcio. Stessa sorte a vasi di fiori e lumini lanciati distante. Un gesto assurdo che alimenta dolore e rabbia. Una vergogna, con una bella pietra, metterli a lavorare sui campi, sul cimitero, tenere netto. No, basta, guarda. Per carità, è una vergogna. Scoperto l'atto vandalico, sono stati avvisati gli addetti di Contarina per dare una prima sistemazione alle tombe profanate.